Un interessante convegno oggi dove si mettono a confronto due personaggi autorevoli di Agrigento, Montalbano e Pirandello. Lei è intervenuto poco fa con il suo pensiero, ma tante le iniziative della Fondazione Pirandello entro fine anno, ma col nuovo cartellone. Sì, intanto cominciamo con l'appuntamento di stamattina, un appuntamento importante in collaborazione col Centro Studi Pirandelliani che continua la sua attività lodevole. Oggi abbiamo un parterre de roi, ospiti illustri che verranno a parlarci di Camilleri e soprattutto Pirandello e il loro rapporto e legame col territorio, quindi un tema estremamente attuale e sempre importante. Il Centro Studi Pirandelliani continua la sua attività nel solco tracciato dal compianto professore Lauretta, che come sappiamo ha dedicato una vita allo studio di Pirandello e al racconto del suo pensiero, delle sue opere, del suo verbo, cominciando soprattutto dagli agrigentini e per gli agrigentini. E questo lo spirito che ci ha animati e quindi siamo molto contenti di questa giornata. Questo convegno, Pirandello Camilleri, scrittori agrigentini a confronto, affrontiamo un discorso di grande importanza storica ma anche critica. Quando ci venne proposto di organizzare, o meglio di ideare e strutturare questo confronto, e allora mi si sono presentate due opzioni. Uno ovvio e scontato, cioè fare venire, chiamare gli amici studiosi pirandelliani che affrontassero la tematica pirandelliana da un lato e poi la tematica, il pensiero, l'ideologia, l'arte di Camilleri dall'altro lato. Non avremmo concluso nulla, perché sì, avremmo avuto belle relazioni, ma sarebbe venuto a mancare quel dinamismo che invece il confronto comporta. E allora, in questo mare magnum Pirandello Camilleri, ho dovuto focalizzare e sottolineare degli aspetti, prendere in considerazione degli aspetti dell'uno e dell'altro, e cioè il pirandellismo in Camilleri, la presenza di Pirandello in Camilleri e soprattutto i punti in cui i due scrittori, io li definisco marinesi, Empedoclini, perché Camilleri di nascita marinese, Pirandello marinese per gli interessi che la famiglia aveva nella città di Porto Empedocle, ma come veniva notato dal dottore Patti poc'anzi, Pirandello resta marcatamente giurgentano. Pirandello è giurgentano, come io affermo e dico sempre, dalla testa ai piedi, ma questo è un altro discorso interessante e bellissimo, probabilmente lo affronteremo in uno dei prossimi convegni pirandelliani. Allora, i punti in cui i due scrittori sono vicini, ma anche i punti in cui si allontanano. Pensate un po' alla questione della lingua nei due scrittori, la lingua di Camilleri, la dialettalità di Pirandello, ma pensiamo anche al dialetto in Verga. Ecco, sono discorsi, vedete, che si intrecciano, che si sviluppano, sono discorsi interessantissimi, perché questo benedetto dialetto siciliano ce lo ritroviamo ovunque nei nostri scrittori, non se ne può fare a meno, perché il dialetto siciliano è bello, è espressivo, è concreto, tutto quello che vogliamo.